Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, c'è mercato batte, ma napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare di calciomercato. Questo video penso che uscirà alle 8, massimo alle 7:30, 8 meno un quarto. Però in teoria se non succede niente, questo video uscirà alle 8. Vabbè, allora vai giù. Partiamo dalla prima notizia riguardante il Galatasaray. C'è una notizia uscita anche ieri per chi sta sul gruppo Telegram l'ha vista che Nolan to Galatasaray he will go. Va in prestito, dovrebbe andare in prestito entro mercoledì al Galatasaray con diritto, prestito con diritto di riscatto. Stipendio 4 milioni a stagione, perché poi non percepisce niente, perché è prestito di 6 mesi, quindi 4 milioni a stagione sarebbe 4 diviso 9 e no, cioè 4 milioni. Allora, mo vi dico subito, vai giù. Allora, questo qua percepisce 444.000 e 444.000 euro ogni mese fino a giugno. Quindi 444.444 per 6. Questo qua andrà a guadagnare circa 2.600.000 euro, 666, quindi non guadagni più o meno la metà di quello che sta guadagnando. Vabbè, e se ne state il prestito verrà ufficializzato come posso dire, cioè se non ci sarà più un prestito, ma il Galatasaray se lo prende a titolo definitivo, avrà un contratto di 4 anni al Galatasaray, sempre con 4 milioni di euro di stipendio. Allora, poi il Napoli, un'altra notizia sul Napoli. Allora, il Napoli ha accettato l'offerta del Nottingham Forest per Lucca e ora Lucca deve decidere se restare in Serie A oppure no. No, però posso dire una cosa, Lucca, ma perché? Ma perché Lucca? Perché? Perché Lucca? Perché? Mi dico no. Perché? 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 Perché non te ne vai? Casi non paga la corrente, te ne hai, fai schifo, ma te no, te ne hai solo in India, ma neanche devi andartene nella seconda categoria africana, andare a giocare perché solo là puoi fare 15 gol, quindi se te va a tegna, se no ti vengo a battere. Va bene, ciao. Dopo questo piccolo sfogo, in pratica ora è tutto nelle mani del Galatasaray. C'è del giocatore, scusate, sono confuso. Poi se non dovesse accettare, il Napoli potrebbe accettare anche l'offerta del Besiktas, perché il Napoli perché Lucca è nel mirino del Besiktas e nelle prossime ore se non dovrebbe andare a Nottingham, il Besiktas dovrebbe offrire 25 milioni più bonus. Vabbè, poi Inter è in trattative con Hakan Çalhanoğlu per il rinnovo fino al 2028 con un aumento di stipendio di circa 2 milioni. Il Palace pensa di esonerare il suo allenatore
di esonerare il sonellatore Glasner, se non sbaglio si chiama. Poi, Copi Menù, non, cioè Napoli e Copi Menù è una trattativa che penso sia capito. È bella che è andata. Copi Menù resterà in Inghilterra. Poi il Napoli è su Fortini. Questo qui l'ha detto Gianluca Di Marzio. E il Napoli deve prendere molto presto un'ala per domenica. Non penso che ce la fa, ma vabbè. Poi Nesiri del Fenerbahce è stato accostato al Napoli, è stato proposto al Napoli, però io quello che vi posso dire è che lui vuole andarsene dal Fenerbahce, però che è sto fumo? Sto scendendo, vabbè. Però il Napoli non è tanto sul giocatore come si sta parlando. Poi, come ultima notizia, la Lazio è su Rodri Mendas, penso si pronunci così, che è stato accostato anche all'Arsenal. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, vai giù!